Sicurezza e assessore del Comune di Venezia. Isabella Dotto, responsabile della consulta Giustizia. Grazie. E grazie soprattutto per aver organizzato questa bellissima assemblea regionale, organizzata anche per questo importante momento di riflessione. Il tema che vorrei affrontare umilmente, naturalmente, perché è un tema importante e nonostante tutto è entrato in maniera rilevante, soprattutto nell'ultimo periodo, con i fatti che abbiamo sentito che hanno coinvolto l'Emilia Romagna e l'affido dei minori nell'agenda politica di questo Paese, ed è il tema della legalità, la cultura della legalità. Spesso quando si parla di legalità o di cultura della legalità si pensa subito alla lotta alla mafia, alla corruzione, a situazioni di ingiustizia e di illegalità. Ma io penso che quando si parli di cultura della legalità o di ingiustizia o di giustizia, si debba pensare non solo a questo, ma si debba pensare, questo che mi auspico, ad una vera e propria alleanza, ad un patto tra le istituzioni, i rappresentanti delle istituzioni a qualsiasi livello e i cittadini e quindi la società civile, un patto nel corpo sociale per poter, come dire, costruire il bene comune, quel cosiddetto bene comune che purtroppo spesso è assediato da una corruzione in questo paese che è di poco imperante, perché l'Italia è uno dei paesi, questo va ricordato, uno dei paesi più corrotti al mondo. Effettivamente lo è, e l'ho constatato anche di persona nella pubblica amministrazione, c'è tanta corruzione, ma i cittadini non lo sanno, non ne sono consapevoli. Vedete, quando si parla anche di lotta alla corruzione, tanti pensano, ma è un affare esclusivo della magistratura, delle forze dell'ordine. Compito è della magistratura provvedere ad incappettare coloro i quali vengono trovati con le mani nella marmellata, come si suol dire. Sbagliato. La lotta alla corruzione non è affare esclusivo dei magistrati o delle forze dell'ordine, ma è affare di tutti. Dovrebbe essere affare di tutti, dovrebbe essere impegno di tutti e soprattutto, dico io, da parte dei rappresentanti delle istituzioni, di chi soprattutto fa politica. È dalla politica che dobbiamo avere esempi, modelli comportamentali, semplicemente perché è il politico che spesso viene corrotto. Anche i magistrati, direte voi, certamente, questo è molto più grave. Gli scandali che ci hanno visto protagonisti in questo paese, il CSM, ci hanno lasciato basiti, attoniti, ma comunque dobbiamo avere fiducia nella giustizia, perché dobbiamo trasmettere ottimismo e fiducia alle future generazioni, ai giovani. Vedete, quando parlo di impegno di tutti, intendo dire ognuno nelle sue vesti, ognuno nel suo ruolo, ognuno nelle sue responsabilità, perché noi per vincere questa battaglia contro la corruzione, contro la mafia, contro l'ingiustizia e l'ingiustizia in generale, situazioni di criticità, di illegalità che si annidano nelle pubbliche amministrazioni, in particolare dove c'è tanto potere, dove ci sono tanti fiumi di denaro, bisogna assumere la consapevolezza che bisogna assolutamente sradicare quella mentalità mafiosa che si avvale della complicità delle istituzioni a tutti i livelli, dal livello comunale, a livello regionale, a livello nazionale. Ma vedete, complici non sono solo le istituzioni, gli imprenditori, corrotti, i politici, i magistrati. Ricordiamoci, e questo spesso lo ribadisco a me stessa, poi vi spiegherò perché lo ribadisco a me stessa, sono i comportamenti. Complici di questa mentalità mafiosa, dico io, è l'indifferenza, è l'irresponsabilità, è tanto menefreghismo, è voltare le spalle a colui che in assoluta solitudine che cosa ha fatto? Ha denunciato i ladri del Mose, ce l'abbiamo qui presente, Sergio Berlatto. Era da
solo in Regione Veneto, secondo voi, che aveva un udito e una vista particolarmente sviluppati? Io direi di no, tutti i restanti erano ciechi e sordi. Allora, questo la dice lunga, questo è un esempio concreto che fa capire che menefreghismo, superficialità e indifferenza sono complici della mentalità mafiosa. Vedete, cultura della legalità per me significa affermare dignità e libertà ai cittadini. Un paese che non investe in questo settore della cultura della legalità è un paese che ha perso la propria libertà. D'altra parte ce lo dice la Costituzione, legge fondamentale dello Stato, che volevano tanto modificare. Ma cerchiamo di concretizzare quelli che sono i precetti contenuti nella legge fondamentale dello Stato. Che cosa ci dice la Costituzione? La Costituzione non è un semplice elenco di diritti e doveri. La Costituzione ci dice che è nostra responsabilità tutelare e difendere valori sacrosanti come la giustizia, come la libertà, come la legalità. Ce lo dice la Costituzione. Ma d'altra parte, per cambiare mentalità e per diffondere la cultura della legalità non bastano le belle parole. Io apprezzo quando spesso si condividono nei social network, su Facebook, le grandissime belle parole, espressioni e profite da grandi maestri come il nostro compianto Giorgio Almirante, che ci ha insegnato tanto, ci ha trasmesso tanto, è stato un bellissimo esempio. Però io penso che affinché le sue parole possano avere un senso, o meglio, affinché quelle parole possano avere il rispetto che meritano, bisogna imparare a far seguire a quelle parole i fatti. I fatti lezioni significa che chi fa politica ha la responsabilità di mettere in pratica quelle parole. Abbiamo avuto comunque begli esempi dentro il nostro partito, non possiamo dire il contrario. Abbiamo avuto l'esempio di Sergio Berlato, senza di lui l'Adi del Mose non sarebbero stati scoperti. Abbiamo avuto un altro esempio, non so se oggi sia presente qui con noi, una giovane donna che ha avuto il coraggio da sola, motivata fortemente da un senso di giustizia che aveva dentro di sé, di denunziare il malaffare, Giorgia Fulanetto. Nel mio piccolo vi racconto la mia breve esperienza. Sono stata assessore alla trasparenza al Comune di Vicenza. È stato, un mandato assessorile abbastanza breve, perché dopo un anno sono stata cacciata dalla giunta, dal sindaco. Sono contenta di essere stata cacciata, perché ritengo di aver fatto più che il mio dovere, cioè di aver compiuto, realizzato quegli obiettivi che mi ero prefissata nella cosiddetta azione di trasparenza. Mi spiego meglio, ho utilizzato quegli strumenti che l'autorità amministrativa non mi aveva offerto, le cosiddette risorse umane. Gli strumenti erano fondamentalmente due. Una forte motivazione personale, perché io ci credo fermamente nella giustizia, forse perché sono cresciuta a fare giustizia, ho fatto il magistrato onorario per 18 anni, non lo so. Comunque ho dentro di me questo senso della giustizia e della legalità. Però sono stata spinta da un'altra motivazione e ne approfitto per ringraziare i qui presenti. Coordinatore provinciale Vincenzo Forte, coordinatore regionale Sergio Berlato, perché mi hanno supportata in questo mio percorso, ma soprattutto ringrazio appunto i vertici di questo partito, perché sono stata spinta da un'altra motivazione, e cioè questo forte senso di appartenenza ad una comunità, un partito che difende le sue donne e i suoi uomini quando denunziano situazioni di malaffare, di corruzione. Bisogna dimostrarlo, cari miei, di essere dalla parte della giustizia. Grazie. Bene, procediamo con i nostri lavori. Sulla questione di Vicenza non è stata ancora chiusa la partita. Su Vicenza abbiamo ancora un'interrogazione in corso e le nostre donne e i nostri uomini, come dicevo, fanno bene il loro dovere. In questo caso qualcuno rimprovera a Isabella Dotto di aver fatto troppo bene il suo dovere, ma noi dimostreremo che le donne e gli uomini di Fratelli d'Italia non si fanno intimorire.
Allora, procediamo con i nostri lavori per quanto riguarda i responsabili delle consulte. Sandro Taverna ci parlerà di sanità, questa posizione che andiamo ad assumere, lui è anche il coordinatore provinciale del Partito